Allora, intanto fuori onda che si chiacchierava di cose anche interessanti con anche il nostro imprenditore del settore immobiliare. Dopo vi rendiamo partecipi. Io vorrei però terminare questo discorso qui che è importante. Quindi le banche hanno una valenza strategica, però le banche, tanto l'imprenditore chiede finanziamenti e quindi si espone tanto quanto anche il privato, e questo mette in crisi il sistema bancario. Diciamo, le banche sono il mercato nelle migliori situazioni possibili per ciò che riguarda i tassi di interesse. Però nelle peggiori situazioni possibili per quanto riguarda la situazione del credito. cioè, allora non è come se non... Sì, è un po' un paradosso, ma è così. Sostanzialmente... Quindi questo lascia ingessato il settore dell'edilizia, insomma. È la giustificazione per la quale tutto sommato non abbiamo segnali di riscontro. Ma diciamo questo coinvolge tutti i consumi. Qualsiasi ambito. Vengono aperte alcune semplici considerazioni. Un sistema del credito che ha finanziato l'impresa più di quanto l'impresa normalmente vende finanziata o venisse finanziata all'estero. Quindi è sbagliato già. L'utilizzo o il mancato utilizzo di strumenti innovativi di finanziamento delle imprese, i fondi di private equity, la quotazione, sono cose che sono sempre state mal digerite. Parlavamo di passaggio generazionale delle imprese tempo fa, no? Le imprese prettamente familiari del nostro tessuto fanno fatica oggi a trasmettere alla seconda generazione i contenuti professionali, industriali e quant'altro. Non si è mai pensato al dopo. Anche il fatto che alcune principali aziende del nostro paese, parliamo di Ferrero perché è un caso eclatante, è mancato uno della famiglia qualche mese fa, non siano un'azienda quotata in questo paese o come grandi marchi non siano quotati nel mercato finanziario del nostro paese, lo dice lunga sul fatto che l'imprenditore non vede di buon occhio spossessarsi della sua impresa o condividere l'iniziativa imprenditoriale. Quando parlavamo delle difficoltà di queste due banche non quotate, la non quotazione non è soltanto, come dicevano loro, un fatto di mantenere la territorialità, mantenere una connotazione, un'aderenza al territorio piuttosto che perderla con la quotazione. No, la quotazione vuol dire trasparenza, vuol dire scrivere sul bilancio i compensi dei tuoi amministratori. Vuol dire una forma mentis un po' diversa da quella ed è un'attitudine che manca a un certo modo di fare impresa. E questo blocca tutto il resto tipo di sì, non è l'unica ragione, ma è una delle ragioni principali. Cioè, adesso le banche sono tutte attente ai loro requisiti patrimoniali, quindi il denaro danno, ma non lo danno come poteva andare prima. Fino a 10 anni fa chi faceva un mutuo per la casa lo usciva nel mutuo, visto che comunque il mutuo veniva accordato in base a una perizia e non a un valore effettivo del bene, lo uscivano con gli stessi soldi che uscivano dal mutuo, pagarsi la casa, il notaio e probabilmente anche arredare l'immobile. Ovviamente questo oggi non è più possibile. Chiaro. Io interrompo un attimo, voglio sentire Ingegner Bacco, cosa ne dice alla luce di questo per quel che riguarda quindi delle considerazioni attinenti al settore immobiliare, perché sono emerse luci e ombre. Certo. E quindi anche la competenza, la valenza che ha il settore strategico di intermediazione immobiliare a questo punto. È un settore che nell'ultimo decennio, proprio anche in funzione di un mercato che si evolveva in maniera favorevole, per tutte queste ragioni esposte che tutti conoscono. Certamente, ha avuto l'opportunità anche di qualificare i propri operatori. Molto probabilmente la crisi ha fatto sì che gli acquirenti, i venditori, cioè i nostri clienti, si siano anche resi conto che bisogna cercare dei soggetti professionali che ti accompagnano nel percorso di acquisto o di vendita di un immobile. Che però non sono mancati per tanto tempo, perché si faceva tutto in modo facile e hanno rovinato un po' la categoria, cioè tanti, no? Perché il guadagno era immediato. Il guadagno era immediato, le responsabilità, se c'erano, erano ridotte al minimo ed era difficile capire con quale tipo di soggetto si aveva a che fare. Noi sottostiamo ad una legge che è la 39 dell'89, già una legge, se vogliamo per così dire vecchia, nel senso che è una legge che ha bisogno di essere attualizzata, di essere portata a rispondere alle esigenze di oggi, però una legge che ha determinato la figura professionale dell'agente immobiliare, quindi un agente immobiliare che deve rispondere professionalmente con la diligenza del bravo professionista
e quindi è stato reso realmente responsabile di quello che fa. Il percorso è stato lungo, attraverso le camere di commercio dove c'erano le commissioni che tenevano i ruoli, ci sono state delle azioni e soprattutto attraverso le associazioni di categoria ci sono stati quei comportamenti e quelle azioni di formazione e di informazione che hanno portato chi vede il futuro dell'agente immobiliare come una professione da seguire a prepararsi ad essere adeguati, sicuramente per non essere più visti come una categoria improvvisata che piazzava degli affari, che fossero bidoni o che fossero cose buone, non era più di tanto capito. Ecco, tutto questo quanto in previsione può aiutare il settore? Perché ho fatto delle considerazioni con il Presidente viste anche dall'estero, che sono molto interessanti. C'è dato uno spiraglio quando si parlava dell'investitore estero, credo anche il settore dell'edilizia sia strategico da comprendere. Le situazioni delle banche le abbiamo viste, adesso vedremo che spiraglio ci può essere anche lì dall'estero, però la patata credo che al di là del costruttore che riesce a vendere di suo, la giochi l'esperto, no? E in previsione, quindi quanto può venire di aiuto ai costruttori del settore dell'edilizia, quanto al mercato in generale finanziario, una persona preparata, e quindi cosa consigliare anche a chi ci ascolta, investire, non investire, a chi rivolgersi, cioè, in un momento di passaggio così importante? Quando io parlo di clienti intendo i privati, ma intendo anche i produttori di beni immobili, quindi intendo le imprese o le società immobiliari deputate all'acquisto, alla ristrutturazione o costruzione e vendita di immobili. È fondamentale il fatto che gli attori della filiera siano collegati tra loro. Si parla di estero, di banche, di costruttori. È impensabile che la complessità del mercato immobiliare sia gestita da uno solo di questi attori, o sia addirittura pericolosamente lasciata nelle mani di una parte di questi operatori. Tra l'altro, proprio con le imprese, noi originariamente avevamo, quando si vendevano delle aree, dei terreni o degli edifici soggetti a recupero, si tentava di suggerire ai costruttori, a chi definiva poi come frazionare questi beni, quali erano le tendenze che venivano premiate nel mercato. E questa cosa è cresciuta come collaborazione. Oggi è determinante che quando un operatore immobiliare sottopone un'iniziativa, tra l'altro con molte difficoltà, ad un imprenditore o a una società immobiliare, questi chiedono prima di tutto che previsioni ha questo agente immobiliare per essere ancora coinvolto nella successiva vendita delle unità prodotte, siano esse nuove o ristrutturate. Quindi lì non è possibile che un agente immobiliare non sia preparato. Quando parlo di agenti immobiliari parlo poi anche di società di intermediazione immobiliare che ormai si connotano con più figure all'interno di uno stesso marchio, dove ci sono anche competenze diverse, c'è chi è idoneo all'acquisizione, chi è idoneo alla vendita. E poi noi abbiamo delle normative che adesso sono diventate stringenti, abbiamo una normativa sull'antiriciclaggio che ci fa ben individuare i clienti con i quali abbiamo a che fare e quindi profiliamo sufficientemente clienti, siano essi imprenditori che privati. Il settore degli agenti immobiliari ha ancora da percorrere una strada di preparazione, è molto cresciuto, oggi si qualifica come un settore professionale. Di sicuro può dare anche un validissimo aiuto a quei privati che, presi nel bisogno di avere finanziamento piuttosto che nella necessità di capire cosa vale il loro immobile che vogliono vendere o cosa potrebbe valere quello che comprano, hanno bisogno di una consulenza preventiva che non è ancora intermediazione, e tanto più l'agente immobiliare è preparato, consapevole e responsabile, tanto più il cliente gli riconosce questa competenza e si affida e può ricevere un contributo reale al proprio affare. Direttore, è sufficiente questo? Cioè, è già un passaggio ulteriore? Cos'è che a voi manca? Allora, la questione è molto complessa. Con un'autoanalisi anche? Sì, anche no, ma io sono perché in modo che le possano... No, ma è chiaro. È molto complessa. Tenete conto che la crisi dell'edilizia era prevista, il boom, per cui la fase di discesa nel 2002-2003, in realtà si è spostato fino al 2006. Fino al 2006, 2007 e 2008, 2006 soprattutto, le banche correvano dietro agli imprenditori dell'edilizia e arrivavano a mutui anche del 120%. Quindi sono state le banche che hanno... No, non è questione, era un sistema economico fatto in quel modo, tanto più che, guarda caso, il crollo è avvenuto non per motivi
non erano i motivi del 29, no? Domanda, certo. offerte, eccetera, ma è la crisi era finanziaria, guarda caso, no? Allora noi dobbiamo tener conto di questa cosa. Allora le banche devono tornare a fare il loro mestiere, e il loro mestiere molto probabilmente è non dare mutui al 100%, perché non è verosimile, non era verosimile allora, non lo è tantomeno oggi, per cui si sono abbassati i livelli. Ci vuole molta professionalità nell'aspetto della costruzione del progetto, quindi del nuovo, o della ristrutturazione o della riqualificazione del quartiere, per cui ci vuole professionalità da questo punto di vista, e chiaramente l'ausilio di un professionista che in termini anche ambientali e di indirizzo delle scelte del cliente può aiutare, e dopo ci vuole il costruttore ovviamente, che deve costruire in qualità e quindi in termini di qualità dell'abitare. Mettiamo un po' da parte l'efficienza energetica dell'edificio, perché ormai direi che è un dato acquisito, deve essere così, punto e stop, no? Invece qualità dell'abitare comprende tante altre cose. Altro piccolo aspetto è questo: sempre in quel periodo hanno costruito tutti e di più, perché allora io mi riferisco ovviamente sempre ai costruttori professionali, cioè coloro che lo fanno per attività imprenditoriale, non gli improvvisati, e ce ne sono stati molti, quelli che avevano un'area che magari era comunque non servita da servizi, lontano dal centro storico. Sì, ma sappiamo quel disastro che è successo in tutti i modi possibili. Ecco, allora, se andiamo a vedere quello che è l'immobile non venduto, il cosiddetto invenduto, per buona parte è di questo tipo di attività improvvisata. Ecco, per cui quindi un mea culpa, insomma, sostanzialmente. È un mea culpa di tutti gli attori. Ecco, dobbiamo rivedere quello che è il mercato, capirlo dal punto di vista qualitativo, fare le considerazioni che faceva prima il dottore, cioè in termini anche di mercato, che non è solo il mercato rionale o regionale, ma è anche quello estero, e giustamente costruire anche per quello che può essere il cliente estero, che vede ancora l'Italia e in particolare il Veneto come una terra di possibile... Può essere investimento, può essere sufficiente questo, dottor Zara? Ma consideri che il nostro paese è quello, il 55% degli italiani ha almeno una casa di proprietà, anche qui rispetto al 40% della media europea. Quindi siamo un paese che storicamente ha nel suo DNA l'attaccamento al mattone, anche nelle scelte di investimento. Consideriamo che 7 su 10 vedono l'investimento ideale come quello che ha rendimento garantito e garanzia del capitale. E quindi andrebbe, teoricamente tutto sarebbe... C'è un altro aspetto anche che 7 su 10 considerano la consulenza finanziaria, ma questo in genere la consulenza come qualcosa di pleonastico, utile. Quindi siamo anche poco propensi a farsi consigliare. Hanno paura, insomma, un po', non si fidano. Nel nostro mondo fino a 10 anni fa chi comprava un'azione la teneva mediamente per 4 anni. Adesso il tempo medio di detenzione di un'azione sono 20 secondi. Quindi il nostro mondo è andato in quella direzione. Ovviamente il mondo immobiliare per definizione non può essere, ma anche i patrimoni immobiliari noi lo vediamo nei clienti che comunque nella loro diversificazione prevedono che ci sia anche una volta soprattutto, adesso comunque anche il patrimonio immobiliare va gestito. Nella mia esperienza personale e comunque diretta, vissuta, anche se non sono un esperto del settore, ho con me persone anziane che di questo patrimonio immobiliare oggi mancano di energie anche fisiche per potersene occupare, veramente per potersene occupare. Io ho dei clienti a Milano in cui sono innamorato, che hanno una certa età, no? E hanno un patrimonio immobiliare che ha un suo valore, del quale, ma io dico molto francamente, non sanno cosa fare. I figli non se ne occupano, non hanno mai nel corso degli anni trovato una persona che gli aiuti che anche il mercato immobiliare ha bisogno di un suo turnover, come nel mondo della finanza, quello che compro oggi non sempre va bene domani. Ecco, non dico che ogni 20 secondi devo modificare il mio portafoglio di investimento, ma anche nel mio portafoglio immobiliare, usando un termine improprio, quello che oggi va ovviamente manutenzionato, valorizzato certo, e quant'altro, ma va anche sostituito.
devo starci dietro come in tutte le cose, no? E quindi mancano questi professionisti? Mancano, è una nuova dimensione del fare immobiliare, come nelle imprese legate alla costruzione. Noi vediamo che i fatturati più importanti sono di quelle imprese che hanno accolto in maniera il business della riqualificazione. Come nel mondo dell'intermediazione immobiliare va anche ovviamente pensato in funzione di professionalità che si occupano nella gestione anche di quello che c'è. Certo. Chiaro, chiarissimo, questo messaggio è molto importante, significativo. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi torniamo.